Riparte dal comunale Zia Lisa in Catania la rincorsa alla Serie D delle Città di Messina. Ben ritrovati amici della Wisport per la 22esima giornata del campionato di eccellenza. La società giallorossa affronta l'Atletico Catania che nell'ultima stagione, nell'ultimo periodo, ha subito gravi problemi societari che adesso l'hanno costretta ad affrontare la restante parte della stagione con un gruppo di coraggiosi tifosi per il bene della maglia, per l'amore di questo sport. Il Città di Messina, capolista di questo girone, a quota 53 punti dopo il successo per 1-0 sul campo del Paternò di mercoledì, e a più 6 sul Biancavilla e a più 9 sulle Città di Sant'Agata. Mister Furnari, ancora squalificato per questa giornata, sceglie il 3-4-3 per affrontare l'Atletico Catania con Paterniti, Bombara, Porcino, Cardia, a centrocampo Fragapane, Quintoni, Costa e Di Stefano in avanti, Princi e Lo Giudice a sostenere Rasà. Subito Città di Messina in avanti, conclusione della distanza da parte di Lo Giudice che probabilmente va a scheggiare il palo alla destra di Russo. Città di Messina che vuole chiudere in fretta la pratica Atletico Catania, il pallone viene qui allontanato dopo un'azione di calcio d'angolo. Quintoni lo rimette dentro per il tentativo di Lo Giudice che guarda in aria, trova Costa che prova la conclusione con il destro, il pallone però va di poco alto sulla traversa. Ancora Città di Messina pericoloso poco dopo e Fragapane a scagliarsi contro la difesa dell'Atletico Catania sull'out mancino, prova a rientrare da per Princi, il pallone viene controllato bene, la conclusione di prima intenzione da parte del numero 11 che va a sfiorare il palo. Dall'altra parte azione di ripartenza dell'Atletico Catania e attento però Paterniti a mettere in out. Città di Messina ancora pericoloso con un calcio d'angolo, come al solito ci va Quintoni, il pallone finisce a Giuseppe Costa che praticamente da 0 metri con un colpo di testa non riesce a trovare il primo gol stagionale. Continua la maledizione del centrocampista ex Igia Virtus che non ha ancora trovato la rete in questo campionato. Poco dopo Atletico Catania che pasticcia in difesa, il pallone viene allontanato a fatica su Di Stefano che ci prova con la conclusione, probabilmente rimpallata con la mano, finisce però a Quintoni che prepara il sinistro, lo prova e trova il gol che vale l'1-0 per il Città di Messina. Giuseppe Quintoni al primo timbro stagionale con questo magnifico mancino ha portato avanti il Città. Al minuto 28 si portano avanti gli ospiti, Città di Messina che continuerà ad attaccare per cercare in fretta il gol che potrebbe chiudere definitivamente il match. Il pallone finisce a Princi che scarica su Costa, palla dentro per Rasà che non controlla bene, c'è Lo Giudice alle sue spalle che trova il gol del 2-0 in girata. Ancora una volta Damiano Lo Giudice, terzo gol in maglia Città di Messina, il secondo consecutivo dopo quello valso i 3 punti contro il Paternò. Al minuto 31 ha raddoppiato la squadra giallorossa che adesso continua a spingere sull'acceleratore, il pallone finisce in avanti per Lo Giudice che va a triangolare bene con Princi, ancora Lo Giudice che ci prova, Russo stavolta è bravo a mettere il pallone in corner. Città di Messina che chiude in avanti il primo tempo con Fragapane che cerca sul palo opposto di Stefano da ottima posizione, il numero 2 non riesce a tramutarlo nel gol del 3-0. L'ottimo assist da parte di Fragapane, di lì a poco duplice fischio da parte del direttore di gara, si va agli spogliatoi con il Città di Messina avanti per 2-0 grazie alle reti siglate nel primo tempo, prima da Quintoni e poi da Lo Giudice. Città di Messina che cambia solo estremo difensore tra primo e secondo tempo, infatti entra Andrea Maisano per Paterniti, dall'altra parte Costa mette dentro per Lo Giudice a botta sicura a cercare la doppietta personale, manda però il pallone alle stelle il numero 10 che poi è nuovamente protagonista, infatti va a combinare bene con Rasà per il pallone che finisce su Princi, se lo porta in avanti con il tacco, ancora Pasquale Princi con tanta rabbia trova il gol del 3-0, il primo in maglia giallorossa. Un momento difficile quello stagionale di Pasquale Princi che riesce però a buttarsi tutto giù, tutto alle spalle, trovando il gol del 3-0. Ancora pericoloso il Città di Messina con Rosario Rasà che impegna Russo, poi esce Costa per infortunio, si gira la caviglia del centrocampista, al suo posto entra Simone Alessandro. Atletico Catania che avrà addirittura un'occasione per concludere in porta, qui il pallone arriva sull'alto mancino, concluso così con il destro, riesce Maisano a parare in 2 tempi, il risultato resta di 3-0, il Città di Messina vuole ovviamente cercare di far ruotare il più possibile la panchina. Esordisce in eccellenza il classe 2000 Manuel Maisano che entra al posto di Di Stefano ed è subito un impatto generoso quello del piccolo attaccante del Città di Messina, servito da Pasquale Princi, trova un palo clamoroso a tu per tu con Russo, sarebbe stato gol all'esordio per Manuel Maisano che si rende nuovamente protagonista poco dopo, infatti combinazione tra la Corte e Princi che vanno a scaricare il pallone verso la porta di Russo, il pallone finisce in corner. Città di Messina che continua a gestire perfettamente il possesso della sfera con Princi che mette il pallone sulla testa per Maisano che va a guadagnare il fondo, sguardo in mezzo, trova la corte, girata del neoentrato che trova il gol del 4-0.
Ancora una volta il Città di Messina trova la via della rete al 77esimo, ci pensa Francesco Lacorte a metterci il timbro, secondo gol stagionale per Francesco Lacorte dopo quello che aveva deciso il derby con il Camaro. Nel girone d'andata entra Di Vincenzo, anche per lui primo timbro sul cartellino delle presenze in questo campionato. Esordio per il classe 2000, nel frattempo c'è approdato Simone Alessandro, la conclusione dalla distanza, Città di Messina che ci proverà proprio il neoentrato Di Vincenzo che va a fare la guerra con tutta la difesa dell'Atletico Catania, ha tanta voglia il numero 17 che però poi viene steso così, non c'è nulla per il direttore di gara, tanta grinta, tanto carattere per Di Vincenzo che si prende i complimenti di Princi, poi il pallone finisce nuovamente tra i piedi del classe 2000 che conclude così con il destro, il pallone viene deviato da Russo, prova ad avventarsi Manuel Maisano ma non trova la deviazione. In gran luce però gli juniores del Città di Messina, di lì a poco arriverà il triplice fischio del direttore di gara, vince il Città di Messina che mantiene il primo posto in classifica a +6 sulle Biancavilla, vincente contro il Catania San Pio e a +9 sulle Sant'Agata, vincente contro il Ragusa. Nella prossima giornata si torna al Garden per affrontare il Rosolini. Amici della Wii Sport, il più cordiale saluto Antonio Caroè, tanti auguri a Pasquale Princi e alla prossima.